Rieccoci con seconda ospite, primo Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto siamo in diretta sulla pagina Facebook. Ospite è l'assessore allo sviluppo economico della Regione Veneto, Roberto Marcato. Buonasera Marcato. Buonasera, grazie per l'invito. Insomma, diciamo, tenendo conto della contingenza, bene, nel senso che la salute c'è. Ecco, sì, prima di iniziare a fare i nostri ragionamenti per quanto riguarda questi ristori e tant'altro, stiamo passando un periodo, ne parlavamo prima di entrare in studio, proprio di quelli brutti. Ma secondo me sì, il Premier l'altra sera in una trasmissione ha detto che l'economia sta correndo e che ci sono un sacco di soldi. Per cui io dico a chi ci ascolta che non devono avere problemi di nessuna natura e ai 60.000 posti di lavoro che abbiamo perso in Veneto, in realtà non è vero, cioè, tranquilli, arriverà lo stesso lo stipendio anche se... Ma perché lo dice? Ma non lo so, allora io capisco che un premier, un leader abbia l'obbligo anche di essere ottimista, perché se chi che tira la carretta adesso le faccio vedere il titolo che ho messo invece in questa missione un po' provocatorio, eccolo lì, guardi. Beh, perfetto. Ma c'è il punto di domanda però, Sì, ecco, invece il Premier ha tolto il punto di domanda. Cioè, francamente io non so perché l'abbia detto e mi sarei aspettato il giorno dopo un'insurrezione di popolo di fronte a un'affermazione del genere, perché vabbè, il Veneto chiuderà con meno 11, meno 10, meno 11% di flessione di PIL, l'Italia chiuderà più o meno lo stesso a seconda degli analisti. Abbiamo già speso 100 miliardi per gestire la pandemia, 100 miliardi. Verosimilmente ne spenderemo altrettanti nel 2021. Ma lei è convinto che se ci fosse stata un'altra coalizione politica al governo le cose fossero andate diversamente, oppure è anche facile essere opposizione e contestare quello che decide un governo? Non mi sottraggo alla domanda, è molto più facile essere all'opposizione, è altrettanto vero però che se ci fosse al governo una coalizione forte e presente a se stessa avremmo avuto altre decisioni. Cosa vorrebbe dire forte e presente a se stessa? Ma allora, una coalizione forte avrebbe deciso da subito di selezionare. Per esempio, via reddito di cittadinanza così com'è, dobbiamo preoccuparci di chi... Il reddito di cittadinanza è stata fatta anche con una politica del centro dei grillini? Sì, ma infatti, ma allora... Ci ricordiamo che ma certo, ma uno strumento che dia respiro a una persona che non ha i soldi per mangiare, per dare a mangiare ai figli, ci deve essere in un paese civile. Cioè se lei non ha i soldi materiali per mandare i figli a scuola, lo Stato deve intervenire. Quindi uno strumento serve. È altrettanto vero però che in periodi come questi gli strumenti devono essere adattati. Allora, così come è stato messo e approvato e fatto il reddito di cittadinanza, evidentemente non funziona. Perché addirittura durante il lockdown hanno deciso, questa maggioranza, di togliere la condizionalità. Se si ricorda, il reddito di cittadinanza prevedeva che lo Stato, il sistema, facesse i centri per l'impiego di fatto, ti chiamavano per massimo 3 volte, se tu per 3 volte rifiutavi l'offerta di lavoro perdevi il reddito di cittadinanza. Hanno tolto queste 3 volte, per cui lei può dire per sempre di no, rimanere a casa a guardare la televisione mangiando i popcorn e lo Stato che paga il reddito di cittadinanza. Io lo trovo aberrante questo in un momento delicato come quello che stiamo vivendo. Non avrei fatto il bonus per i monopattini, cioè adesso lei mi spieghi a che cosa serve il bonus per i monopattini. Tra l'altro uno dice, vabbè però sai, è un'azienda di Biella che li fa, è un'azienda di Piombino Dese, è un'azienda di Padova che li fa. Quindi vabbè, hai dato respiro all'economia italiana. No, sono aziende cinesi. Cioè gli stessi che magari mandano qua il virus sono gli stessi che hanno fatto i monopattini che noi abbiamo comprato, dato il bonus perché la gente va in giro con monopattino elettrico. Milioni di euro buttati là, per che cosa? D'accordo. I banchi a rotelle. Cerco di fare... Quanti milioni abbiamo speso i banchi a rotelle? Sono tutti quanti. Cerco di fare l'avvocato del diavolo, o perlomeno cerco di fare il mio lavoro tutto giusto, soldi sprecati, investiti buttati via. Però sta di fatto che arrivano molti soldi dall'Europa. Almeno come ha detto lei prima, il Presidente del Consiglio ha detto arrivano tanti soldi, quindi arrivano... questi soldi arrivano veramente oppure no? A me piace dare i dati, proprio i dati veri. Perché poi se no andiamo sempre su. Allora, per il Recovery Fund sono previsti 209 miliardi di euro.
Teoricamente un terzo arriva nel 2021, teoricamente un terzo. E un terzo arriva nel 2021 qualora il paese di destinazione presenti un piano di investimenti che sia adeguato rispetto alla volontà dell'Europa. Come giusto sia, per Come è giusto sia. Ovviamente, siccome la finanziaria che stiamo approvando oggi in Parlamento, che è di 39,5 miliardi, 15 miliardi di quella finanziaria sono sostenuti da Recovery Fund, uno dice, beh, allora l'avrai già preparato il piano se te mi metti 15 miliardi nella finanziaria, giusto? Giusto. No. Addirittura il Premier dice, parole testuali, probabilmente noi saremo pronti con un piano a marzo. Cioè noi mettiamo una finanziaria, per chi non sa, vuol dire che la finanziaria è la manovra di bilancio per il 2021, cioè noi dobbiamo mettere la previsione di spesa e di entrata per il 2021, ma le spese devono essere coperte, le entrate devono essere coperte, devono essere spese coperte, entrate certe. 15 miliardi sono da Recovery Fund che non sappiamo nemmeno se prenderemo oppure no. Il MES hanno detto che non lo vogliono. Poi ci sono 20 miliardi di SURE che è per la CIG, per la cassa integrazione, che abbiamo già speso, quindi quelli arrivano e coprono le spese di quest'anno, già spesi. E poi ci sono 40 miliardi di possibilità di prestiti dalla BEI, prestiti che però noi non abbiamo chiesto. Questa è la potenza del fuoco. Lei di fronte a questo, no. E invece abbiamo 100 miliardi già spesi. 2020. Bene. 100 miliardi di minori entrate, perché grazie a quello che dicevo prima, cioè meno 10-11% di PIL, ci sono corrispondenti anche minori tasse pagate e quindi minori entrate. Questo è quello che avrà fatto che il governo si era di centrodestra. No, io lo dico, però i dati, facendo un'ipotesi, quella più ottimistica, di meno 9%, le entrate minori sono di 100 miliardi. Noi abbiamo 100 miliardi. 40 miliardi se la finanziaria, a meno che questi non si abbia messo a decuplicare pani e pesci, come ha fatto qualcuno che era un po' più bravo de ori, io non so dove li trovi. E nel suo ragionamento, che dai conti, questi sono dati. I dati. Siamo alla disfatta totale? Siamo alla disfatta totale. E quindi? E quindi succederà che noi cosa facciamo? Come sempre ci incischiamo, daremo qualcosina un po' così a pioggia, giusto per far star buoni tutti, e caricheremo nelle future generazioni un debito pubblico così pesante, ma così pesante che questo Paese sarà ostaggio del mondo per sempre. Questo è il tema. Mi trovi la medicina lei? Faccia finta di essere lei il Presidente del Consiglio. Guardi, la medicina c'è. Allora, intanto ovviamente... Perché mi sembra strano che tutti siano impazziti da fare determinate operazioni. Siamo di fronte a delle persone impreparate però. O impreparati o impazziti o impreparati, definisca sono lei. Impreparati. I grillini, ormai credo che sia del tutto evidente che non sanno nemmeno che cosa sia un bilancio dello Stato, che cosa sia un'impresa, che cosa sia un bilancio familiare. Allora, intanto evitare gli sprechi, abbiamo detto prima, monopattini, banchi a rotelle, tutte robe buttate via, buttate al vento. Ci sono 70 miliardi di euro di debiti che la pubblica amministrazione ha nei confronti delle imprese in Italia. Allora intanto paghiamoli. Mettere 70 miliardi... Scusi, ma li hanno i soldi per pagarli? Come fa? Altrimenti sono debiti fuori bilancio. Cioè mentre lei, privato cittadino, può dire, non so, dà un incarico a uno che le faccia la casa, che aveva stabio che gli dava quest'anno, che gli dà l'anno prossimo, oppure non gli dà, farà causa, l'avvocato dimostrerà che lei ha torto, dovrà pagare, farà il pignoramento. Questi sono rapporti. Con l'ente pubblico, se lei decide di fare una strada, lei deve avere i soldi accantonati. Allora chiedo se ci sono. Cioè, gli appalti funzionano così, l'appalto pubblico partecipa, ma ci sono. E perché non glieli danno? Misteri della fede? Sono 70 miliardi. Allora, io fossi governo, capito, ma le chiedo. Politicamente conoscerà perché non glieli danno. No, lei dice. Ma perché intanto fate un'altra cosa, e i soldi risposto li metto da un'altra parte, con un'emergenza, come sempre succede. Ma ci sono 70 miliardi. 70 miliardi. Ho capito. Dati da Tesoreria dello Stato. Poi ci sono opere pubbliche già appaltate e finanziate. Hanno già la copertura di spesa.
per 80 miliardi, 80, ferme. Perché? Secondo lei perché c'è la burocrazia, perché c'è il comitato che blocca la strada, perché si cambia l'amministrazione, perché si cambia il governo, perché vogliamo fare la strada, non la facciamo più, che abbiamo detto di fare l'alta velocità, ma invece preferiscono no, dobbiamo fare il ponte, invece femo sottopasso, intanto aspetta, 80 miliardi di euro di opere approvate e finanziate. C'è uno studio del Sole 24 Ore di qualche anno fa, che dimostra in maniera incontrovertibile... Dopo molte domande da fare sul suo... Sì, c'è uno studio del Sole 24 Ore che dimostra in maniera incontrovertibile che un euro investito in opere pubbliche sprigiona 7 euro di PIL. 7 euro di PIL. Un euro. 1 a 7 mi sembra. 1 a 7. Sole 24 Ore no marcato. Sì. Sarà autorevole Sole 24 Ore, chi è marcato? Assolutamente autorevole. Bene, 80 miliardi, moltiplichi per 7 e abbiamo già recuperato il PIL perso. Non si fa niente. Sì, così no, magari a volte le cose sono molto semplici. No, ma anche a parlarne è molto semplice, perché se moltiplica per 7, 8 per 6, 56, vengono fuori 560 miliardi. A parlarne, poi sai... Però poi, allora, sul ponte Morandi si è dimostrato che di fronte alla pietà cristiana siamo riusciti a superare tutti i vincoli e i vincoletti. Guarda che se non c'era la volontà politica, il ponte Morandi si faceva fra 20 anni. D'accordo. L'hanno fatto in tempi brevissimi, perché? Perché hanno deciso di usare un metodo e dire ragazzi si va avanti. Ma nel metodo... Allora, Ponte Morandi per tutte le opere pubbliche. Allora, mi scusi Marcato, però ci sono anche delle precisazioni. Sì. Nel ponte Marcato si possono fare tutte le cose che ha detto lei, se lei in tutte le situazioni, in tutte le cose che deve costruire, semplifica il ragionamento, mette un commissario. Allora il commissario lo mette per l'ospedale di Padova, invece che attendere 12 anni lo facciamo in 4 anni. Certo. Però non è più la politica, sono i commissari che decidono la velocità. Ma la politica ha fatto il suo lavoro, quando sceglie mette un commissario. Termino la domanda, in questa burocrazia che è la burocrazia, perché quando è stato il governo di centrodestra di Berlusconi non l'ha tolta quella burocrazia? Non l'ha tolta nessuno. Perché non si toglie quella burocrazia? Ma qual è la differenza oggi, fra oggi e gli ultimi 40 anni? Che oggi stiamo vivendo un periodo che è come il dopoguerra della seconda guerra mondiale. E questo è vero. Giusto? Allora dico, questa volta si ha veramente la possibilità di scardinare un sistema malato come è quello italiano. Cioè, mi speravo veramente che questa fosse l'occasione d'oro per buttare via burocrazia, per snellire, per far partire opere pubbliche. E invece stiamo là, il miliardino, 2 miliardini. Ma lei è convinto che se ci fosse lei si potrebbe davvero fare velocemente come sta? Perché sarebbe bello, io sono d'accordo, si potrebbe fare? Sì, è una volontà politica. Ovviamente devi decidere di vivere 5 anni blindato, cioè ti bisogna vivere blindato, perché le pressioni che avrai sono enormi, la mafia, la camorra, gli interessi, i potentati, i poteri forti, cioè, devi vivere scortato con un esercito, perché devi fare così, una maggioranza granitica e le cose si fanno. Mi sta facendo una fotografia bella da un punto di vista, però ragazzi, credo... Ma vogliamo cambiare questo paese oppure no? Perché altrimenti stiamo qua, vabbè, tutto, insomma... Ma credo sia una cosa difficilmente in Italia per il motivo che ha spiegato lei. Ho capito, ma io voglio credere che sia possibile. Altrimenti ci vorrebbe, mi scusi la parola, il duce... Non è questione di duce, è questione di avere la possibilità di fare cose che si possono fare. Un altro tema, hanno chiamato, quante persone hanno chiamato negli ultimi anni per fare la famosa spending review, cioè quella sburocratizzazione e riduzione dei costi e degli sprechi della pubblica amministrazione. Sa quanto cubano gli sprechi della pubblica amministrazione in Italia? Certo. 200 miliardi. Certo. 200 miliardi. 200. Certo. E ora, se mi cavasse via 200 miliardi, non cavaria lei a fare tutte le terapie intensive del mondo. Ma non lo fa nessuno. Cottarelli ha già avuto, che è una persona per bene, che ha detto ragazzi, guarda, sai cosa che vedo io? Mi sono stufato. Roberto Marcato, io non presumo che non vogliono fare nessuno. Io ho una mia presunzione che Roberto, così, e magari una presunzione che è da favola, lontana dalla realtà, che Roberto Marcato ha una visione, come tanti politici, bella, esemplare di come si governa. Poi lei, Roberto Marcato, governa e va a Roma a governare, cambierà anche lei il suo modo di ragionare. Infatti, ma mi non va a queste condizioni le sto facendo un esempio. No, ma io ho rinunciato ad andarci. Ho capito, ma le sto facendo un esempio. A queste condizioni non ci vado. Perché la burocrazia? Perché ci sono 1000 compromessi da poter superare, ci sono 1000 situazioni di cui lei ha accennato, dalla mafia, perché non bisogna che andrebbero debellate, però diventano complicate. Quando si ha intenzione di rivoluzionare un paese, bisogna non essere amici di nessuno. Quindi le case farmaceutiche, no, e le multinazionali,
No, il Vaticano, no, e questo, no, cioè non devi essere amico di nessuno. Non ci riuscirà mai. Però devi decidere che tu regali 5 anni della tua vita, ma non riuscirà allo Stato, e con 5 anni rivoluzioni allo Stato. Mercato, questo bisogna fare. Io le auguro con tutta sincerità che lei riesca a fare questo. Ma no, ma io non ho questa pretesa. È che questa è l'unica ricetta. Ecco, ma non è l'unica ricetta. Lei parte dal presupposto che sa benissimo anche lei che è realizzabile. Io ci voglio credere. Lei ci crede, io dico che perché io nel mio piccolo in regione io lo faccio. C'è anche la soluzione io B, lo faccio e invece io dico, chiedo a lei, non è che è possibile, ci sia una possibilità alla seconda di coesistere e di ragionare, di raggiungere l'obiettivo assieme a tutte le problematiche che ha citato lei? Cioè lei dice, via, già sta lì 5 anni blindati con l'esercito che ti ripari, con i carri armati che ti riparano, ecco, ed è impossibile dal mio modesto punto di vista. Però le chiedo, è possibile invece che Roberto Marcato, senza l'esercito alle spalle, assieme al suo modo di pensare che è sicuramente corretto per far stare bene gli italiani, assieme ad altre persone raggiunga lo stesso obiettivo? Allora, bisogna anche che la politica... Non so se mi sono spiegato bene. No, ma la domanda sua è assolutamente corretta e pertinente. Bisogna cambiare registro politico, cioè invece che stare qua a preoccuparsi sempre se il candidato è figo, se è beo, se è fotomodello, no, diciamo ragazzi, questo è il progetto per l'Italia ed è un progetto robusto, cattivo, rivoluzionario, che costerà lacrime e sangue, ma porterà fuori l'Italia dal fango in cui si è messa negli ultimi anni. Chi ci sta a fare questo? Tizio, Caio, benissimo, facciamo un patto di sangue fra di noi, caschi il mondo, noi facciamo 4 cose, 5 cose, assieme stare e Monae, per 5 anni noi facciamo 4 cose, 5, quelle e basta, su quello noi ci concentriamo, tutto il resto aspetterà e noi andiamo avanti come un trattore su questo. Bisogna fare questo, bisogna cambiare il registro politico. Mi piacerebbe molto, però qualsiasi, il mio modesto punto di vista, qualsiasi parte politica dovesse governare, facciamo un esempio, la Lega prende l'80% come ha preso Zaia nel Veneto e va a governare. No, la Lega deve fare questo. No, all'interno della Lega avrà delle diatribe. E allora è giusto che andiamo a casa, è giusto che andiamo a casa e che andiamo cacciati. Cioè, ragazzi, perché la gente, la mentalità non è così, ha 1000 vedute. Ognuno, sì, ma perché c'è questa disaffezione nei confronti dei partiti, nei confronti del sistema? Perché tutti partono con grandi propositi, poi si arriva là e le mediazioni, e questo e quest'altro, ma qua, ma là, ma quello. Cioè, ragazzi, decidere è difficile, ogni volta si prende una decisione, si crea uno scontento. Il presidente Zaia ha preso quasi l'80% e dunque una maggioranza stratosferica. Perché l'ha preso? Perché meritava. Non può nemmeno lui cambiare le cose. Perché deve rispettare ma noi in Veneto le però regole. abbiamo preso delle decisioni. Allora le faccio un esempio. Le spiego cosa cambia. No, le faccio ma io lo dico che cosa domani il presidente Zaia dice sì, però non è di mia competenza, lo decide il governo, quindi anche lui che ha preso l'80% nel Veneto dovrà attenersi all'istruzione. Ma su questo le faccio un esempio. Se succede in tutta Italia così, tutti avranno un... Sì, allora intanto bisogna chiedersi come mai noi abbiamo la miglior sanità al mondo, intanto bisogna capire anche questo, no? Perché è frutto di scelte, non dell'ultimo mese ovviamente, dell'ultimo anno, ma frutto di anni di scelte corrette. Ma per esempio sulla gestione pandemica, il presidente Zaia all'inizio ha preso delle decisioni assolutamente in controtendenza rispetto alle linee guida del governo. E coraggiose. Ragazzi, questo bisogna fare. Ma il vota Zaia, ho capito, ma ha rischiato perché siccome nessuno era esperto di Covid, giusto? E poteva sbagliare tranquillamente ed essere crocifisso. Invece ho detto no, secondo me è meglio fare questo. Si è assunto la responsabilità di una scelta coraggiosa, ha avuto una maggioranza granitica sulle sue scelte, nessuno le ha messe in discussione, anzi tutti l'abbiamo supportato in quelle scelte e siamo andati avanti come treni. Cioè ragazzi, chi è che ha cambiato i codici Ateco del primo DPCM che stavano ammazzando la nostra economia? Sta il Veneto, Sta il Veneto. Noi l'abbiamo messo come punto principale, l'abbiamo condiviso con tutte le regioni, ne abbiamo fatto un documento, il documento è stato poi consegnato al governo, il governo ha fatto marcia indietro. Chi è che ha fatto riaprire prima le attività rispetto alla scadenza del primo DPCM? Il Veneto. Chi è che ha tolto le linee guida, quelle INAIL che lei si ricorderà, che tutti i ristoratori erano disperati perché bisogna stare a 6 metri l'uno che l'altro, che nessuno avrebbe più riaperto? Chi le ha tolte quelle? Il Veneto. Ragazzi, questo costa in termini di fatica fisica, psicologica, perché confrontarti a muso duro quotidianamente, rispettando i ruoli, perché farsi andare dal premio e dire te sei un mona,
Questo dobbiamo farli tutti. Invece non dire al Premier, io ho le mie idee e ti dimostro che la mia è migliore della tua. Questo costa in termini di tempo, di fatica intellettuale, di fatica fisica. È il lavoro che dovrebbero fare tutti ad ogni modo. Ma se preferisci anche non farlo, perché tutto sommato... non è bello quello che dice. Che no, però spesso e volentieri capita questo, uno dice, ma chi se ne frega? Magari è molto più bello quello che fa il Presidente Zaia, magari anche ma è per questo che prende contro... l'80%, non lo faccia perché lei è simpatico. E sarà anche simpatico, perché è anche simpatico. E anche una storia, una cultura. Sì, nel Veneto, nel Veneto il centrodestra... ma perché? Ma perché? Il Veneto gli riconosce questa roba qua. Perché va bene così. Però il Veneto è storicamente di centrodestra, quindi... Cioè l'idea di fare i tamponi e di andare avanti nonostante che lo Stato avesse detto no. Non è avanti lo stesso. Anche là, Crisanti ha chiesto di finanziare un progetto di tamponi a tappeto su Vo perché diventasse un sito di studio per il Covid. Cioè, come detto sì, e poi dire da no. Queste sono tutte quante scelte che se uno vuole dormire tranquillo, ma si dice, vabbè, cosa si arriva dal governo? Deve fare questo. Vabbè, ti fai una bella conferenza stampa, ti dici, il governo, che ha detto, tu ti sarai, ciao, arrivederci, ci abbiamo il governo. Ma che molti hanno fatto così, Sì. Se no, anche là, durante il lockdown, lei chieda alle associazioni di categoria quante riunioni abbiamo fatto. Decine e decine di riunioni, da cui scaturivano le esigenze del territorio, che io portavo nella Commissione Attività Produttive Nazionale, le proponevo ai colleghi delle altre regioni, ne scaturiva un documento condiviso all'unanimità che veniva poi consegnato a Bonaccini e a Zaia. Perché tra l'altro su queste cose qua, non cos'è Bonaccini del PD o Zaia della Lega, no, si va oltre, anche all'intelligenza delle persone. Il bene è comune, si va oltre. Ma questa roba qua costa l'ira di Dio, costa tantissimo. Io non so cosa è costato, però sarà fatica. Ma credo sia nella normalità di un bravo Presidente. No, magari. Perché no, credo sia nella normalità di un bravo Presidente che faccia le proposte per il bene dei cittadini. Il coraggio delle scelte non è diffuso. Se noi avessimo in Italia una classe dirigente coraggiosa, non saremmo dove siamo. Non saremo dove siamo. Va bene, ho la pubblicità, poi rientro, abbiamo parlato di grandi numeri, poi ritorniamo nei numeri normali, perché sento il governo mette a disposizione miliardi, invece il negozietto, il ristoratore vuole i 5.000 euro, i 6.000 euro, i 7.000 euro, e vediamo come siamo messi in Veneto per quanto riguarda queste attività e soprattutto anche il reparto montagna, che ne è venuta fuori una che però mi sembra che il Presidente Zaia vuole anche lì aprire e dire se è aperto il ristorante in città, non si capisce per quale motivo non è aperto in montagna. Oppure è aperto in Austria. Esatto, oppure è aperto in Austria. Ne parliamo subito dopo la pubblicità, tra poco.